Buongiorno, benvenuti e ben svegliati. Ospite questa mattina, buongiorno e benvenuta Manuela Lanzarin, assessore alla sanità e al sociale della Regione Veneto. Buongiorno e grazie per l'invito. Iniziamo subito con un tema che è un po' all'onore della cronaca in questi giorni, quello del nuovo tariffario per i rimborsi delle prestazioni in convenzione alle strutture private. Noi abbiamo intervistato anche un paio di rappresentanti delle associazioni che raggruppano le strutture poliambulatoriali oppure le strutture ospedaliere e ci hanno un po' illustrato qual è la loro preoccupazione, anche se hanno evidenziato che la Regione Veneto non ha applicato il nuovo tariffario determinato dallo Stato centrale a partire dal 1° gennaio fino al 31 marzo, però temono per il proseguio e soprattutto è stato avviato un tavolo di confronto. Ci può dire qual è lo stato dell'arte e quali sono realmente i rischi per la sanità privata che opera in convenzione? Ma allora, il nuovo nomenclatore tariffario è arrivato dopo tanto tempo, l'aggiornamento al nuovo nomenclatore tariffario è arrivato dopo tanto tempo e c'è stata molta discussione a livello nazionale. A novembre, quando noi abbiamo visto che non si riusciva a chiudere la partita a livello nazionale, onde evitare che ci fossero problemi poi rispetto alle agende, quindi chiusura di agende, insomma il recupero delle liste d'attesa che noi avevamo messo in campo, abbiamo fatto una delibera verso fine novembre rispetto alla proroga del tariffario attuale, quello che noi oggi abbiamo, e l'entrata in vigore del nuovo tariffario dal 1° aprile. Poi a dicembre c'è stata invece l'intesa Stato-Regioni sul nuovo tariffario, quindi noi ci siamo presi questi 3 mesi e sono stati fondamentali, quindi siamo andati in continuità, non c'è stata nessuna interruzione di agende o prenotazioni e quant'altro e abbiamo aperto i tavoli con le categorie complessive, quelle generali, non quelle per singole branche, per capirci, rispetto appunto alla discussione, quindi a capire oggi quanto il nuovo tariffario rispetto al tariffario attuale vada ad incidere e poi analizzando anche il costo della singola prestazione. C'è già stato un tavolo di lavoro la settimana scorsa, ci sarà un tavolo di lavoro questa settimana, i miei uffici stanno facendo settore per settore, quindi branchia per branchia, e stiamo analizzando appunto i costi effettivi e anche quanto si disallinea rispetto a quello che è il tariffario che noi oggi paghiamo, che era già un tariffario diverso da quello nazionale. Lo potevamo fare e lo possiamo fare anche oggi. Quindi c'è la possibilità di intervenire in autonomia, visto che non siete una regione con l'obbligo del rientro, giusto? Esatto. Questa è stata proprio qualcosa che noi abbiamo voluto nel momento dell'intesa, in cui abbiamo detto quelle regioni che sono con i conti a posto, quindi non sono in piani di rientro e soprattutto rispettano i LEA, e noi insomma la classifica di questa settimana insomma siamo i primi in classifica, i primi della classe, insomma se vogliamo dirlo così, rispetto all'erogazione dei LEA, possono, se hanno risorse, quindi hanno risorse se lo possono permettere, anche avere un tariffario differenziato. La nostra idea, l'abbiamo sempre detto ai privati accreditati e convenzionati, alle sigle che li rappresentano, la nostra idea è quella di cercare di creare meno disagio possibile a loro, ai lavoratori, ma soprattutto anche agli utenti, in modo che non ci sia nessuna interruzione rispetto a agende aperte, agende chiuse, come sta succedendo in alcune regioni. E quindi abbiamo dato la massima disponibilità a una discussione, a una garanzia anche rispetto ai termini che oggi ci sono e che quindi quello che noi oggi stiamo già utilizzando. Chiaramente ci sono dei margini in alcune branche su cui c'è una discussione aperta, ma io mi auguro che alla fine ne usciremo con una condivisione complessiva. Quindi non si tratta di un taglio lineare come magari avviene in altre regioni, ma esaminerete prestazione per prestazione e da lì magari cercherete una ottimizzazione? Sì, esattamente, quindi noi cercheremo di rimanere il più possibile vicini, allineati a quello che è il nostro tariffario, quello che paghiamo oggi, e poi andremo invece prestazione per prestazione, singolo costo per singolo costo, a capire dove ci sono margini e dove sono meno impattanti e dove anche probabilmente oggi c'è più bisogno. Non so, facciamo un esempio, oggi le prime visite sono pagate pochissimo, noi vorremmo invece, siccome abbiamo bisogno di prime visite dermatologica, oculistica, cardiologica, insomma sappiamo come sono oggi le liste d'attesa, vorremmo anche dare il giusto compenso rispetto appunto al privato accreditato e convenzionato rispetto alle prime visite. Ho citato una prestazione, ecco, per capirci.
In Veneto la sanità privata convenzionata rappresenta una minima parte, un 12%, però è una componente da voi riconosciuta che vi ha dato una buona mano anche nell'abbattimento delle liste d'attesa, l'ha detto proprio poc'anzi. Quanto incide in questo percorso anche di problematica relativa anche alla mancanza di operatori e quindi alla mancanza di medici, alla mancanza di personale sanitario, quindi quanto rappresentano un aiuto importante? Ma sono un aiuto importante, cioè guai a demonizzare il privato accreditato e convenzionato, il nostro però è un sistema che rimane a forte gestione pubblica. L'alta specializzazione, la complessità è tutto a direzione pubblica e poi noi abbiamo, penso siamo una delle regioni col maggior pubblico, per capirci, e l'abbiamo visto soprattutto durante l'emergenza Covid. Il privato è un privato accreditato convenzionato di qualità, un privato che in molti casi arriva anche dalla tradizione religiosa, quindi insomma che nasce prima anche, quindi che è molto datato e quindi ha una storia molto radicata e anche una storia insomma morale di un certo tipo. Il privato ci è stato molto utile, ci è tuttora molto utile, soprattutto per quanto riguarda il recupero delle liste d'attesa, perché i piani che noi abbiamo messo in campo, sia nel 2023, nel 2024 e quello che metteremo nel 2025, ossia quelle risorse che noi prendiamo dal fondo perché le possiamo prendere, non sono risorse aggiuntive, sono risorse del fondo ma che siamo autorizzati a prenderle per il recupero delle liste d'attesa, il famoso 0,4%, che vuol dire 50 milioni circa, insomma arrotondo. Noi chiediamo alle aziende sanitarie di darci dei piani, di fare dei piani per il recupero delle liste d'attesa. E cosa possono fare le aziende per recuperare le liste d'attesa? Hanno tre modalità. Uno è quello di arruolare nuovo personale, se lo trovano, ma sappiamo che è molto difficile. Poi possono utilizzare le prestazioni aggiuntive, ossia i loro dipendenti pagarli in maniera diversa e fuori dagli orari previsti, ma anche qui sappiamo che c'è difficoltà perché sono già molto carichi di lavoro e quindi non sempre si riesce ad ottenere tutto. Il terzo è quello di dare budget ai privati accreditati e convenzionati, e negli ultimi piani una quota di questi fondi erano 26 milioni nel 2023, 49 milioni nel 2024 e probabilmente faremo un nuovo piano di circa 50 milioni, 48-50 milioni anche per il 2025. Una parte è andata sicuramente ai privati accreditati per lo smaltimento delle liste d'attesa, oltre alle altre misure che prima citavo. Veneto sempre in eccellenza per quanto riguarda la sanità, grazie ai fondi del PNRR si stanno costruendo le cosiddette case della comunità e sono un punto anche fondamentale per la riorganizzazione della medicina territoriale. C'è il rischio, proprio per l'assenza, no, la mancanza di medici, che queste case di comunità possano rimanere degli edifici con poco personale. Si sta discutendo anche della possibilità di assumere i medici di medicina generale come dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e non più come liberi professionisti. Ci fa un'analisi di quest'altro aspetto, chiamiamolo spinoso? Rimaniamo qui una giornata su questo argomento. No, allora, intanto abbiamo detto sanità veneta d'eccellenza, siamo arrivati primi per quanto riguarda il monitoraggio dei LEA nel 2023, erano i dati 2023, che sapete insomma noi siamo giudicati, valutati su tre aree, quelle della prevenzione, quindi gli screening, le vaccinazioni, i sani e corretti stili di vita, quello della parte ospedaliera e quindi i ricoveri se sono appropriati, il tempo di intervento rispetto alle fratture di femore piuttosto che un intervento di emergenza come può essere l'ictus e quant'altro, e poi sulla parte distrettuale che è il territorio. Sulla parte distrettuale che è il territorio noi siamo arrivati primi, quindi abbiamo preso il punteggio pieno. Perché il Veneto ha sempre avuto una forte tradizione per quanto riguarda l'organizzazione territoriale, le cure domiciliari, le cure palliative, il supporto alla non autosufficienza, le medicine di gruppo integrato, cito solo alcuni degli esempi che ci sono. Non è un sistema che oggi è sufficiente. No, ma questo per dire che quindi noi partiamo sicuramente insomma avvantaggiati rispetto ad altre regioni. Il PNRR, la missione 6 invece va proprio in questo punto, nel senso che dopo l'emergenza pandemica si è capito che bisogna investire sul territorio, sulla medicina di prossimità, ossia il luogo di cura più vicino possibile al cittadino, soprattutto se è un cittadino anziano e abbiamo capito che la sfida è l'invecchiamento della popolazione.
Il PNR quindi stanzia dei fondi e il DM 77, il decreto ministeriale 77, dice come organizzare l'attività sul territorio e da qui nascono le case di comunità. In Veneto ne sono previste 95 in base a quelli che sono i parametri che come Regione Veneto ci sono stati assegnati, noi ne mettiamo in programmazione 99, quindi le nostre saranno 99. Sono tutte in fase di realizzazione avanzata perché dappertutto le aziende sanitarie hanno aperto i cantieri e quindi io vedo anche i cantieri che stanno crescendo e quindi insomma siamo a buon punto rispetto anche alle scadenze previste di giugno 2026. Cosa ci andrà dentro le case di comunità e sarà fattibile attivarle? Allora, intanto dovranno andarci dei servizi che oggi in parte ci sono già nei distretti, facciamo degli esempi, il punto prelievi piuttosto che gli ambulatori specialisti, cardiologia piuttosto che ortopedia, piuttosto insomma che altre specializzazioni. E poi ci andrà invece la grande componente dei medici di medicina generale, ossia dei medici che a turnazione, il cosiddetto ruolo unico, dovranno garantire la copertura e l'apertura H24 7 giorni su 7 perché stiamo parlando di case di comunità hub e poi una parte infermieristica, l'infermiere di famiglia, quello che si occupa di domiciliarità e quant'altro. Allora il problema della carenza personale sicuramente è il problema, nel senso che sappiamo che sui medici di medicina generale oggi insomma ci sono zone carenti e oggi i corsi che noi facciamo hanno molti posti vuoti, nel senso che non riusciamo più a riempire tutti i posti. E ci sono tutti i medici che stanno andando in pensione. Quindi, ma perché non è una professione appetibile e il fatto di essere, magari di dipendere direttamente dal servizio sanitario può essere un deterrente o invece un adiuvante? Allora i medici, come funziona? Io penso insomma i telespettatori conoscono molto bene. Il medico di medicina generale, ossia il medico di famiglia, è un libero professionista convenzionato col sistema sanitario. I nostri rapporti, i rapporti delle aziende sanitarie sono regolati tramite l'ACN, l'accordo collettivo nazionale, quindi è quello che dice quante ore devono tenere aperto, il numero di assistiti e tutto il resto. E quindi questo è oggi come funziona il sistema, però oggi vediamo che il sistema è in difficoltà, un po' perché mancano personali, un po' perché c'è una burocrazia molto importante e quindi noi abbiamo le cosiddette zone carenti. L'idea della dipendenza rispetto ai nuovi medici è proprio per cercare di coprire il più possibile anche quelle zone dove oggi nessuno vuole andare e per creare delle organizzazioni funzionali che sono quelle che oggi soprattutto i giovani medici ci chiedono. Noi su questo vorremmo lavorare, i tavoli che abbiamo aperto con loro, soprattutto con la parte sindacale dei medici di famiglia, va in questa direzione. Ossia nel garantire e nel creare un'organizzazione che sia il più omogenea possibile in tutto il territorio. Quindi i giovani medici sono favorevoli a questo tipo di inserimento organizzativo? Sono favorevoli, da quello che ci viene detto, sì, a lavorare in gruppo, a non pensare più al medico di famiglia con il proprio ambulatorio da solo, ma a lavorare in gruppi, nell'avere diagnostica e quindi a scambiarsi le competenze. Cioè, un piccolo ospedale poi alla fine dovrebbe diventare dei piccoli poliambulatori in cui anche condividere. Ho un paziente, chiedo un consulto al medico che ho, oppure in telemedicina se sono nella casa di comunità in telemedicina faccio il collegamento con lo specialista che è in ospedale perché ho un sospetto. Questo dovrebbe essere il futuro. È chiaro che è un passaggio importante, insomma, noi abbiamo già visto che però in Veneto, dobbiamo dire una cosa, in Veneto tra le medicine di gruppo integrate che rappresentano circa un 22% oggi in Regione Veneto e le medicine di gruppo semplici, che sono comunque sempre forme di aggregazione ma sono diverse perché hanno meno ore di apertura, insomma hanno delle caratteristiche diverse. Oggi noi superiamo il 65% delle forme aggregate, quindi vuol dire che medici ancora che lavorano da soli con il proprio ambulatorio saranno un 20%, quindi ancora una parte residuale. Dobbiamo molto lavorare su questo, io credo. Questo significa che appunto le case di comunità dovrebbero essere aperte H24 e alleggerire il pronto soccorso. L'obiettivo è proprio questo, anche qui il legislatore nazionale ha pensato allo stesso modello per gli ospedali. Noi abbiamo gli ospedali hub e gli ospedali SPOC, cioè il capoluogo di provincia solitamente ha l'alta specializzazione,
L'ospedale invece di periferia o comunque che non sia provinciale è l'ospedale SPOC, in cui non c'è tutto quello che viene concentrato nell'ospedale hub capoluogo di provincia. La dimensione è la stessa, cioè noi dobbiamo individuare le 99 case, sono case di comunità hub, quindi vuol dire una casa di comunità ogni 40.000-50.000 abitanti, e sono quelle che dovrebbero essere aperte 7 giorni su 7 H24, perché il cittadino dovrebbe trovare in qualsiasi momento del giorno, della notte, sabato, domenica, qualcuno, la guardia medica, l'assistenza, insomma, che può fare un primo riscontro, e quindi questo dovrebbe, parliamo al condizionale, perché poi qui c'è anche da lavorare molto sull'aspetto culturale, sì, di infatti, comunicazione, di informazione, di mentalità, dovrebbe drenare una parte dei cosiddetti codici bianchi. Però io ritengo che se un cittadino si presenta ad una struttura e riceve delle risposte, insomma, potrebbe essere facile, no? Cambiare, rivoluzionare la mentalità. Sì, cioè l'importante appunto è ricevere delle risposte e sentirsi soprattutto, insomma, accompagnati e sicuri. Cioè nel senso che se effettivamente dentro le case di comunità tu hai la parte infermieristica che può comunque farti la medicazione, certo, se serve la medicazione, se hai chi ti può prescrivere quella ricetta perché hai bisogno di quella ricetta, di quel farmaco, insomma, perché sei in emergenza e quant'altro, se hai chi può darti una prima diagnosi rispetto ai sintomi che possono essere sintomi, insomma, influenzali di altro tipo, o comunque sintomi che ti fanno un po' preoccupare, credo che questo dovrebbe sicuramente, insomma, andare in questa direzione. Vale molto, io credo, insomma, il rapporto che noi riusciremo a instaurare con l'utente, il cittadino, ma soprattutto anche il messaggio che riusciremo a far passare. La popolazione inevitabilmente in Italia, anche in Veneto, invecchia, quindi la richiesta di cura è destinata ad aumentare. Se non erro, il segretario Alberto Stefani della Lega ha parlato di un assessorato all'anziano. Può essere una prospettiva a cui anche lei in qualche modo con le politiche sociali sta già lavorando da anni? Se ne parla già da un bel po' di tempo, nel senso probabilmente che ci sia più attenzione rispetto alla questione dell'invecchiamento della popolazione. Gli stati generali che ci sono stati a Vicenza un paio di mesi fa, che sono stati stati generali non regionali ma nazionali, avevano questa vocazione, hanno un po' cercato di fare il focus sulla terza età, quindi su quello che arriverà e su come affrontare quello che arriva. E quindi credo che l'idea, insomma, maturata anche in seno ai dipartimenti, insomma, che noi come Lega abbiamo messo in campo, c'è il Dipartimento Sanità, c'è il Dipartimento Terza Età, c'è il Dipartimento Famiglia, il Dipartimento Disabilità, insomma, cercando di non solo intercettare i bisogni, di ascoltare i primi attori e quindi sicuramente chi è in campo, abbia intercettato la volontà di dire: cerchiamo di mettere in campo una politica che sia una politica trasversale, perché quando noi parliamo di anziano dobbiamo parlare di anziano, quindi dell'invecchiamento attivo della popolazione, quindi del campo della prevenzione, come far sì che le nostre persone invecchiano in salute, quindi guadagnano in salute. Il problema della relazione relazionale, sociale, che abbiamo capito che soprattutto quando parliamo di alcune malattie degenerative, alcune malattie, insomma, neurologiche, diventa importante continuare a avere relazioni, socializzare e quant'altro, e quindi il problema anche dell'abitare dell'anziano solo oggi, che è anche sconosciuto, diciamo, anche al comune stesso, pensiamo nelle grandi città, quante volte ci indigniamo quando sentiamo che hanno trovato un anziano morto da un paio di giorni e i vicini o comunque le persone che abitano lì nei dintorni non se ne sono accorte. Quindi questo un po', diciamo, mette in evidenza come anche il problema della solitudine, quindi, e della casa, quindi l'accessibilità alla casa. Pensiamo agli anziani a Venezia che vivono al terzo piano, quarto piano, senza ascensore. È chiaro che quell'anziano tenderà sempre meno a scendere, a fare la passeggiata, a relazionarsi con altri, quindi oltre ad avere il bisogno di chi gli porta la spesa, le medicine e quant'altro, però ha bisogno di relazionarsi, quindi forse pensare anche all'abitare
famoso social housing con housing, però che sia accessibile, che sia senza barriere architettoniche, il problema di chi viene seguito a casa, della domiciliarità, quindi obiettivamente è trasversale, e quindi pensare che ci sia anche un assessorato che si occupa in maniera trasversale di quella che è la parte dei vari settori, insomma, li mette insieme. C'è anche il settore, mi scusi, delle case di riposo, Sì. la riforma delle IPAB che si dice, cioè quale sarà il futuro? Tutti assistiti a casa propria o bisogna ripensare un modello? No, il modello secondo me c'è, nel senso che io lo dico sempre, no? Io il modello lo vedo, nel senso, noi abbiamo le case di riposo che per noi sono centri servizi per anziani, che possono effettivamente essere i centri servizi per anziani quando l'anziano è non autosufficiente, certo, perché le case di riposo sono per i non autosufficienti, che quindi hanno un carico assistenziale importante, però prima c'è tutto il resto, e quindi ci può essere il centro diurno più leggero, più forte, ci può essere l'intervento domiciliare, quindi la persona che la seguo a casa, ci può essere l'abitare leggero, quindi gli appartamentini vicini, protetti con la domotica, ma che se ho bisogno c'è l'OS che viene a misurarmi la pressione, piuttosto a vedere insomma, se qualcosa non funziona, può esserci tutto quello che è legato insomma, a interventi di supporto e quant'altro, quindi noi dobbiamo sempre più rafforzare questa rete. E quando si parla, ma in Veneto manca la riforma delle IPA, allora la riforma la faremo, però non è che la riforma, perché tutti si dimenticano che la riforma è solo per individuare, se oggi noi concepiamo ancora le IPA come sistema pubblico e cambiamo, non si chiamano più IPA, ma si chiameranno azienda speciali per la persona, oppure se riteniamo che il sistema privatistico abbia invece da prevalere rispetto a quello pubblico, che non è la nostra idea, intanto lo metto già, perché la nostra idea è quella di consolidare il sistema che oggi c'è, che funziona e che è sistema di garanzia. Però la riforma delle IPA va un po' su questo, quindi sulla natura giuridica, non è che la riforma delle IPA metta in campo più posti, rette più basse, rette più basse. No, perché quello lo stiamo già facendo, nel senso abbiamo aumentato di anno in anno il fondo non autosufficienza, negli ultimi 3 anni abbiamo messo 3.000 quote in più, i famosi 20 milioni in più legate soprattutto alle patologie, delle demenze, dei disturbi del comportamento, quindi incentrandoli, quindi con una quota in più rispetto ai 52 euro al giorno che noi paghiamo. Abbiamo messo in campo, ed è proprio in queste settimane, insomma, sono arrivate le lettere a tutte le persone che hanno partecipato a quel bando con i fondi europei, 60 milioni, una platea di 12.000 anziani, sia in casa di riposo sia a casa, con un supporto di 400 euro mensili per un anno. Quindi non è, queste azioni noi le abbiamo già fatte indipendentemente dalla riforma delle IPA, quindi io vorrei veramente, perché si dice sempre riforma delle IPA, ma c'è tutto il resto, noi lo stiamo già facendo, l'abbiamo fatto, la riforma delle IPA serve, bisogna farla, ma va a incidere veramente, siamo l'ultima regione che ha ancora le IPA come pensate con la legge Crispi. Siamo in chiusura di questa nostra conversazione, il futuro di Manuela Lanzarin, parlo del futuro c'è una sfera politico, di cristallo, perché è anche indicata, no, come un eventuale candidato un'eventuale candidata del centrodestra alla presidenza, è tutto un po' sospeso, perché ancora bisogna questo terzo mandato da archiviare, oppure la sentenza eventualmente per la campagna può aprire i giochi, c'è il congresso federale a breve in aprile della Lega, si fanno nomi, si fanno ipotesi, è tutto molto... Vedo che lei sa molto più di noi. No, allora sì, nel senso che la sentenza, e quindi siamo in attesa di quello che succederà rispetto al ricorso appunto fatto dalla Campania, perché secondo noi potrebbe riaprire effettivamente interpretazioni diverse, quindi sarà fondamentale capire
cosa dirà la sentenza rispetto all'impugnativa che il governo ha fatto nei confronti della legge della Campania, no? E quindi ci sono sicuramente molta attenzione e molta attesa rispetto a questo. Noi ci auguriamo ancora che ci sia la possibilità per il Presidente Zaia di fare un altro mandato, perché poi sarebbe la volontà e il volere dei veneti. E questo per gli assessori e questo credo in Consiglio regionale. E questo credo che l'abbiano già rimarcato e dimostrato a più volte e continuino a farle. Per gli assessori stessa cosa, è una norma regionale, il Presidente Zaia mi sembra che in più occasioni si è espresso nei confronti di questa norma dicendo che è una norma che va cambiata e che non ha senso rispetto appunto a come è stata pensata, che era stata pensata, ce lo ricordiamo, quando era stato pensato il blocco anche per i consiglieri, quindi poi invece il blocco per i consiglieri è sparito, insomma si è eliminato è rimasto quello per gli assessori, anche perché io dico insomma poi chiunque sia il Presidente ha la facoltà di scegliere chi prendersi come assessore, quindi non è vincolante assolutamente il fatto che... di poter essere eletti o meno. No, prima bisogna essere messi in lista, poi bisogna venire eletti e poi forse se il Presidente di turno insomma, avrà piacere, riterrà di avvalersi di questa piuttosto dell'altra persona, lo potrà fare. Quindi insomma mi sembra che nella logica delle cose insomma ci stia questa cosa qui. Per quanto mi riguarda io faccio il mio, nel senso che abbiamo tante cose, alcune delle partite ne abbiamo parlato in questa chiacchierata e quindi fino alla fine insomma mi devo impegnare perché le partite sono molte, perché oggi io credo che la sanità e il sociale siano effettivamente due temi cruciali, importanti, molto sentiti dai cittadini. Dopodiché farò la mia campagna elettorale e poi sarà quel che sarà, insomma la sfera di cristallo non ce l'ho, però insomma il mio impegno sicuramente per cercare di dare ancora il mio contributo alla mia regione c'è. In questi anni di gestione di un assessorato che non è facile, è molto complesso, qual è la maggiore soddisfazione che ha ottenuto personale? Ma allora, è un assessorato difficile, un assessorato che si presta molto anche alle critiche, diciamo così, le polemiche, i giudizi, perché poi sappiamo la salute, la sofferenza delle persone è un settore molto delicato che bisogna veramente attenzionare e che ha bisogno di tantissimo. Però io quello che più mi fa piacere, insomma, quello che mi aiuta insomma, ad andare avanti, insomma, e anche a non scoraggiarmi, e quando invece incontro le persone o incontro i professionisti e ringraziano per l'impegno insomma, che il sistema sanitario sta mettendo e quindi riconoscono che è un momento difficile, io lo dico sempre, io credo che sia veramente uno dei momenti più difficili per le sanità, per i sistemi sanitari nazionali, europei, internazionali eccetera. Però io credo che quello che stanno mettendo in campo i nostri professionisti, gli uomini e le donne del sistema sanitario, ma anche di quello territoriale, quindi penso a chi lavora nelle case di riposo, piuttosto che per la salute mentale, la disabilità, tutto il mondo insomma, sanitario e sociosanitario, abbia fatto la differenza e faccia la differenza. E quindi quando le persone riconoscono questo, io mi sento gratificata. Io ringrazio Manuela Lanzarin, assessore alla sanità e alle politiche sociali della Regione Veneto, ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina, torniamo domani, un altro ospite, un altro argomento. Grazie. Grazie a voi.